Siamo con Flavio Zanonato, europarlamentare del Partito Democratico e già sindaco di Padova. Anche lui oggi è alla manifestazione per Sandrine Bakayoko qui a Rottanova di Cavarzere. Onorevole, quali i motivi della sua partecipazione personale? Devo dire che il primo motivo resta sempre un motivo, chiamiamolo ideale umano, no? Pensare a questa gente che vince le avversità più incredibili per arrivare in un posto dove crede di poter essere al sicuro dalla fame, dalle malattie, dalla miseria, dalla guerra, dall'assenza di diritti, e vedere che questa persona nei posti dove dovrebbe esserci la civiltà muore, mi colpisce drammaticamente e credo che sia giusto testimoniare una forte solidarietà. Poi ritengo anche che non si tratta soltanto di valori ideali, quelli per i quali ci dobbiamo muovere, sono anche nell'interesse della nostra gente. Siamo una popolazione che ha bisogno degli immigrati, ne ha bisogno come abbiamo bisogno dell'aria con cui respiriamo, e naturalmente dobbiamo con loro stabilire un rapporto fatto di amicizia, di solidarietà, di comprensione, di rispetto anche delle regole, ma non sempre con la bava alla bocca come qualche volta si vede per esempio in regione e in certe forze politiche. È gente con la quale bisogna andare d'accordo, è la storia di secoli di vita dell'umanità, bisogna tenerne conto anche da noi. Lei conosce le istituzioni continentali naturalmente per frequentare e lavorarci a Bruxelles e a Strasburgo. Quali passi si possono fare anche dal punto di vista di un parlamentare italiano? Si parla molto della revisione del regolamento Dublino 3 che obbliga l'Italia e la Grecia e la Spagna, che sono i principali hub, a riconoscere per primi il diritto d'asilo e di non poter aprire le porte delle loro frontiere. In questo momento, come sapranno sicuramente tutte le persone che stanno guardando queste immagini, il posto dove arriva il profugo è il posto dove deve ottenere l'asilo, e i posti dove arrivano i profughi sono i posti di confine. L'Italia, per esempio, la Grecia non possono essere i posti al centro Europa dove non arrivano. La normativa è quindi una normativa profondamente sbagliata e deve essere sostituita da una normativa completamente diversa, cioè devono essere tutti i paesi a farsene carico, e questa è una cosa fondamentale. L'altra cosa fondamentale è ricostruire un'opinione pubblica che si renda conto dell'esatta dimensione del problema. Non siamo di fronte a un'invasione, siamo di fronte a numeri piccoli di gente che viene qui per cercare un minimo di possibilità di vivere e di far vivere la propria famiglia, e a cui naturalmente dovremmo offrire solidarietà. Questa dimensione, diciamo così, culturale e umana è altrettanto importante di una regola semplicissima: ci si divide il compito dell'ospitalità e dell'accoglienza in modo proporzionale, non lo so, al numero di abitanti, al PIL, non mi interessa, in modo tale che non siano solo i paesi confinanti ad affrontare il problema. L'Italia su questo finora non ha fatto una brutta figura, devo dire che ha avuto un atteggiamento sempre di disponibilità. Spero che il governo, anche l'attuale, continui con questo atteggiamento. Va bene, staremo a vedere. Grazie intanto per le nostre parole e Grazie per a il bocca al voi. lupo.